Buon pomeriggio e ben ritrovati, io sono Lord Perso ragazzi, siamo tornati qui ancora una volta su Roma con la Divide Timpera, ovviamente su Rome 2 Total War, nel tentativo di ricreare la Roma storica. Allora ragazzi, abbiamo tre fronti diciamo caldi, quello africano che secondo me è quello messo meglio, poi vedremo li vedremo tutti nel dettaglio. Abbiamo poi quello spagnolo che potrebbe rivelarsi una situazione abbastanza in bilico. E poi abbiamo quello a nord che sembrerebbe a posto, però vedete che gli Suebi sono veramente una forza molto molto grossa e ostile ai nostri due insediamenti alleati, quindi potrebbe potenzialmente causarci una problematica importante. Quello che dovete tenere a mente è che noi qua, in questa porzione, quindi la parte diciamo centro-est, non abbiamo legioni, se non una legione stanziata qua di decimo cannino capitone, che però sta rientrando nella parte più ad ovest, proprio perché gli iceni stanno premendo anche sui nostri confini, quindi sembra effettivamente un po' la pressione che c'era quando Roma cercò di andare verso nord, di prendersi i territori del nord. Allora, analizziamo un po' la situazione. Qua abbiamo un esercito di questi uomini di Sirta che sono diciamo simpatizzanti romani, visto che abbiamo liberati noi, ma sono indipendenti da Roma. Vedete che non hanno un confine azzurro ma bianco, quindi potrebbero facilmente switchare dalla parte del nemico e per prendere i territori attorno, perché come vediamo tutte queste tribù, nonostante siano state assoggettate a Roma, sono abbastanza bellicose in generale e poi bellicose tra loro, quindi dobbiamo stare attenti. Inoltre le legioni che abbiamo a disposizione qua sono ben due, però una non è full stack e è in recupero. L'altra invece ragazzi è full stack quasi, ne manca una, ma guardate in che condizioni è messa. Questa deve assolutamente recuperare le energie, ha avuto degli scontri forti e ne ha pagato il prezzo. Ovviamente l'obiettivo è andare verso Siga e Tingis e andare a colpire nel cuore, che potremmo dire sia Tingis, di Cartagine, che continua nonostante ciò a produrre truppe. Le vediamo qua, guardate ragazzi quanti eserciti full stack, ma poi c'erano anche qualche nave in giro, se non ricordo male, che era potenzialmente pericolosa. Invece il fronte spagnolo, diciamo, sempre stato molto molto difficile, devo dire. Siamo riusciti a liberare per la seconda volta Numantia e abbiamo spinto la legione verso nord per prendere Aracillum. Il problema è che, vedete, è molto forte questo esercito avversario, ha anche tanta esperienza e la nostra legione, ok, è un 19-20 con 3 catapulte e pochissimo tiro, quindi non sarà così facile, anche perché la città è comunque difesa da 20 unità. Ok, quindi come se fosse un altro esercito. È vero che non saranno del livello, cioè chissà che livello, però ragazzi, sono tanti uomini. Qui abbiamo mandato in supporto un'altra legione, che è la legione Nona Rapax, che sta risalendo. L'obiettivo poi è trovarsi qui e ingaggiare in Aracillum. Ricordiamo che purtroppo scusate, Burdigala, ok, mamma mia il nome. Stavo dicendo, ricordate che a Burdigala non abbiamo più il controllo della legione, ce l'hanno rubata gli Iceni, quindi anche questo è un problema perché non abbiamo le spalle coperte. Comunque l'obiettivo del Senato romano è quello di prendere Aracillum, Brigantum e scendere, visto che queste città sono abbastanza isolate fra di loro, quindi magari catturandole o liberandole sono dei punti di cui non dovremmo più preoccuparci. E poi scendere con le legioni diciamo nella parte centrale, che è quella più problematica, e poi
da questo lato a tenaglia, risalire e incontrarsi più o meno nello stretto. Sarebbe veramente una mossa ardita, però vediamo, anche perché i nostri omonimi, i nostri fuggiaschi, i nostri secessionisti, romani anche loro, quindi comunque di una certa rilevanza e potenza, si stanno ben, diciamo, arroccando a Cartago Nova. E questo ragazzi è un problema, è veramente un problema, perché sarà difficile da sgominare. Probabilmente dovremmo usare almeno 3 legioni per farli fuori, o 2 legioni e una flotta che finalmente è ritornata e si sta pian piano ricostituendo. Suguntum, ragazzi, però, come potete vedere, adesso vi faccio vedere, guardate, siamo sotto, addirittura questo esercito potrebbe arrivare in questa zona qua, addirittura. Siamo sotto attacco diretto da parte del nemico. Qua adesso sono in fortificata, quindi non hanno dei confini ampli, ma nel prossimo turno possono benissimo toglierli e raggiungerci. Quindi potenzialmente Saguntum, che è uno dei capisaldi perlomeno militari della zona, è sotto attacco, potrebbe essere sotto attacco. Abbiamo comunque tanti uomini di difesa, abbiamo un generale che è nuovo di zecca, è il nostro Lucio Cepione, e abbiamo lì vicino la flotta che comunque può intervenire casomai per supportare l'assedio alla città. Però ragazzi, diciamo che non so come andrebbe, molto probabilmente andrebbe male se ci attaccassero in questo momento. Abbiamo bisogno di fare almeno uno o un paio di turni dove facciamo crescere un po' di unità all'interno, reclutiamo un po' di unità per definirci al sicuro, ecco. Vedremo adesso il prossimo turno cosa accadrà. Potrebbe essere un turno abbastanza devastante, ve lo dico, perché potrebbero scoppiare diverse problematiche. Per non parlare di rivolte, eccetera, bla bla bla. Uno di voi mi ha scritto, tra l'altro, che sarebbe il caso di controllare la corruzione o il brigantismo. Sì. Però non ho intenzione di rimettermi a fare i villaggi per questa cosa. E non ho intenzione, anche perché sarebbe un lavoro lungo e anche noioso a farvi vedere. E poi penso che sia più storicamente accurato che ogni 2x3 ci siano delle rivoluzioni, delle piccole rivolte che possono potenzialmente dare problematiche anche importanti. Alla fine Roma storica era un po' questa. Quindi io direi che per ora non voglio mettere mano, ecco. Questa legione intanto sta ritornando appunto in sede, anche perché abbiamo qua 3 città importanti. Vabbè, Massilia è estremamente protetta, quindi non abbiamo problematiche, ma abbiamo 3 città importanti che presto daranno problemi e comunque sono al confine con gli Iceni, che per quanto abbiamo pacificato nella scorsa puntata, comunque ci vedono di malissimo occhio, malissimo. L'unica cosa buona, ragazzi, è che gli Iceni e i Cimbri sono in guerra tra di loro. Quindi, finché si mantiene questa guerra, noi dovremmo essere, diciamo, lasciati stare sia dai Cimbri e dagli Iceni, proprio con il patto che abbiamo fatto. Bene, basta parlare. Tecnologia ce la stiamo facendo. A breve sbloccheremo l'astronomia. E ragazzi, ci darà qualche dindino in più, non che a Roma manchino. E noi, niente, io appunto ragazzi sono Lord Perso e grazie per essere tornati qui con me. Iniziamo questo nuovo turno, però non prima di aver dato un'abilità. Aspettate, fatemi vedere. Intanto lo schermo se ne va a quel paese. Abbiamo, questo generale qua. Scusate, il campione. Ok, il campione, vediamo. Allora, questo ci sblocca. Disturba, sblocca in trappola. Interessante, dai, contro gli agenti. E poi facciamo appicca incendio. Ne posso sbloccare ancora uno. Vediamo questo. E anche demoralizza esercito, assolutamente. Molto importante. Devo usare un po' di più questi veterani. Ok, va bene. Nuovo turno, nuovo giro. Eccoli qua, come vi dicevo.
Distruggere un uomo è semplice, ma abbattere il suo spirito non lo è. Anche se segregato nell'oscurità, cercherà il modo di trovare la libertà e vendicarsi. Abbiamo fatto troppi prigionieri. Azioni di disturbo da parte dei lusitani. Eccoli. Eccoli, signori. Si sono mossi. Wow. Signori. Ve l'avevo detto che questo era il momento buono per attaccare da parte degli avversari. Allora, non hanno unità fortissime. Sono tantissimi mercenari. Però ragazzi, qua siamo. Allora, abbiamo un cospicuo esercito di difesa. E la flotta, perfetto, la flotta ha partecipato. Ragazzi, questa sarà dura. Questa sarà dura. Questa sarà dura. Questa sarà dura. Vediamo cosa ci dà il computer. 22, 26, 23. Wow. Ce la dobbiamo per forza giocare, ragazzi. Roma contro Roma. Purtroppo a Roma accade anche questo. Generale appena formato, pronto per una battaglia epica, epocale. Sarà tosta. Allora, come forze siamo al di sotto, siamo estremamente al di sotto. Vedo la cavalleria spawnata da quella parte. La nostra flotta dove sta? Ah, arriva dopo. No, vedo la cavalleria spawnata da questa parte. E anche il generale romano, il nostro nemico giurato. Ok, ragazzi. Allora, ci vediamo fra qualche minuto per la disposizione delle unità. A dopo. Allora, signori, spero di non aver sbagliato a posizionare le truppe. Speriamo bene. Allora, partiamo dal lato più sguarnito. Abbiamo posizionato delle barricate in questa zona per evitare la cattura del centro da questo lato. Speriamo bene. Qui abbiamo posizionato degli uomini di spada giusto per darci il tempo di tornare indietro e di recuperare il centro qualora ci fosse un'invasione da questo lato. Speriamo di no. Qui abbiamo 2 unità di lance e una di spada, sempre per il medesimo motivo. Ovviamente verso di qua siamo più concentrati. Qui ho posizionato delle trappole ulteriori che dobbiamo schivare quando ci sposteremo con la cavalleria, che sono delle trappole per uomini armati senza cavallo. Speriamo bene. E poi abbiamo il fronte, diciamo, un po' più caldo. Qui abbiamo messo i nostri paletti anticavalleria, visto che vediamo che qui è stata messa la cavalleria. Qua dei paletti per il tiro, cercando di rallentare un po' l'avanzata nemica. Qui abbiamo messo la nostra fanteria e qui il nostro generale. L'altro generale è in questa posizione. La flotta è qua e il resto arriverà successivamente. Ragazzi, incrociamo le dita perché non sarà una battaglia per niente facile. Vediamo un po' come andrà. Ok, c'è una grande parte dell'esercito qua. Usciamo con la cavalleria, con il nostro generale. Io intanto non vedo i miei... Ok, perfetto. Le mie navi sono qua. Perfetto, avanzate tutte in questa direzione. Eccoli qua, ci sono degli altri nemici in questa zona. Benissimo, cioè benissimo no, però bene che la mia cavalleria li ha intercettati.
A questo punto porterei, visto che mi sembra ci siano delle cavallerie qua, farei questo. Allora, porterei le lance dall'altro lato. Le portiamo qua. E poi le mettiamo, le schieriamo qui davanti. Ok, qui c'è la cavalleria. Voilà. Sì, perfetto, perfetto. Hanno perso un po' di uomini, non tantissimi. Speravo un po' di più. Eccoli lì, quelli grossi, guardate. Stanno arrivando e arrivano in questa direzione. Ok. Allora spostiamoci proprio. Ok, vediamo di vincere questo primo scontro. Qui ci stanno attaccando anche abbastanza male. Aspettiamo. Facciamo il giro con la cavalleria. Andiamo a prendere dal dietro queste unità. Prima che questi sono veramente grossi e veramente forti. L'unità del generale romano può darci delle problematiche. Intanto qui li stiamo falciando. Bene, bene. Io ho paura da questo lato, Io ho paura da questo lato, vi dico la verità, perché sono tantissime, sono grossissimi. Allora, portiamo via un paio di unità e le schieriamo qua. Queste le portiamo un po' più avanti. Queste le mettiamo qui. Dai ragazzi, mettetemele. Ok. Queste due unità le portiamo. Una la mettiamo qua in coda a fare tappo e l'altra la portiamo qua. Eccoli che arrivano. Mettetevi qui allora. Dai 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 ragazzi, forza. Non è neanche una formazione, non c'ho niente, non c'ho. Ok, potete prenderli dal dietro. Qui intanto ci disponiamo in una posizione migliore. Si stanno spostando. Ok, forse troppe unità da questo lato. Loro li portiamo di qui. Attenzione. Allora ho tutto il tempo, però insomma mica tanto. Intanto vediamo un attimo le unità qua. Ok, da sbarco le facciamo sbarcare. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Le altre dove le facciamo sbarcare? Portiamole in tante zone. Queste che sono da tiro le portiamo invece qua e vediamo un attimo cosa fare. Queste sono d'artiglieria, le mettiamo qui e dividiamo il fuoco. E questa è l'unità del generale, la mettiamo qua. Ok. Purtroppo non saranno molto utili. Non saranno molto utili queste unità. Attenzione, il mio generale è sotto attacco, ma dovrebbe aver fatto il suo compito. Perfetto, si è pappato questa unità. Loro si sono schierati in questo modo, va bene così. Io porterei via un'altra unità da questo lato e la porterei di qua, perché immagino che ci servirà, visto la mole di roba che sta arrivando. Ok, questi li facciamo più stretti, cioè più larghi. Ho fatto male i conti. Intanto qua, ok, stanno subendo un po' il tiro, poca roba, però va bene. Qui è caliente la situa, Tentano subito di prendere il centro. Queste le mettiamo ancora qua e cerchiamo di fare proprio il tiro sarà un problema. Ok, perfetto. Andiamo a mangiarci il tiro con la poca cavalleria che abbiamo a disposizione. Dove lo trovo il tiro? Non lo trovo da nessuna parte. Non ho neanche un'unità di cani. È già molto avanti il tiro, porca miseria. Se la stanno giocando bene gli avversari. Buttiamo dentro anche questa unità, va? Ok, portiamola indietro. Forza. Purtroppo la mia unità... Qualcuno ha usato le munizioni, ma penso che sia un'unità di terra. Mamma mia ragazzi, arrivano i romani. Però sono comunque... il tiro si fa sentire ragazzi, si fa sentire. Dove sono i miei uomini? Forza. Questi li vedo indecisi e secondo me non si muoveranno per un po'. Io porterò fuori via un'altra
falange. Indeboliamo un po' questo lato, ma non è così importante da proteggere, a differenza degli altri. Forza, forza, muoviamoci. Portiamo qui anche gli arcieri. Portiamoli qui tutti, ragazzi. Bene, intanto però il generale loro sta avendo problematiche, buono. Unità di cavalleria. Aspettiamo che qualche arciere magari faccia il giro, non lo so. Andiamo intanto a prenderci questa unità dal dietro con un bel assalto di cavalleria frontale. Bene, intanto il loro generale sta penando, benissimo. Portiamo avanti un'altra unità. Arcieri qua. Dai, tirate un po' di pietre, quel poco che riuscite a fare. Attenzione, attenzione, perché... Ok. Adesso se magari riesco a posizionarmi qua. No, è inutile arrivare qua perché stanno arrivando tutti. Stanno arrivando tutti. Questi si sono fermati qua. Ok. Portiamo via un'altra unità di tiratori. Li mettiamo qua. Devo stare attenti, benissimo. Intanto l'unità del generale fugge. Ottimo. E non è la sola che fugge. Bene. Ci prendiamo il tiro. Purtroppo non possiamo fare altrimenti. Qua per ora sono fermi. Porterei via anche il generale, a dire la verità. E lo porterei qua per dare un po' di supporto morale. Quel poco che si può fare. Questi intanto stanno subendo un po'. Direi di entrare dentro con tutte le unità a questo punto. Ok, intanto delle altre picche sono arrivate. In realtà non sono picche, sono lance, sono arrivate. Ok. Ok. Allora, intanto siamo sbarcati con gli uomini. Portiamoli in avanti e li portiamo in piazza. Sono pochi, ma potrebbero essere veramente buoni. Qui abbiamo delle altre unità, le facciamo sbarcare anche loro. Qui ne abbiamo un'altra e la facciamo sbarcare. Ok, tutte le altre si stanno ritirando di flotte. Qui abbiamo arcieri. Dai, li possiamo utilizzare. Abbiamo un generale. Non mi può sbarcare, no, non mi può sbarcare. E qui abbiamo l'artiglieria. Ragazzi, riusciamo a tirare con l'artiglieria qua? Dai, regalatemi questo. Regalatemi questa cosa. Dai, regalatemi questa cosa, ragazzi. Un bel tiro di artiglieria qua, dai. Qua. Ok, intanto gli uomini stanno cedendo piano piano, ma me lo aspettavo ovviamente. Ok, andiamo qua. Quanti? Qua la situazione è stabile. Io direi di sganciare allora anche un'altra di queste e la portiamo qua. E anche se collassa questo lato non mi interessa particolarmente. Ok, sono arrivati degli arcieri. Purtroppo dovranno fare tutto il giro. Meno che non li porti di qua, ma... Vabbè, dai, portiamoli di qua, dai. Facciamo un'azione di disturbo. Magari cavalleria e arcieri sicuramente fanno più disturbo che solo arcieri. Allora, potrei provare a entrare dentro in mischia, così a caso, però sembra un po' brutta. Ok, aspettiamo che vadino anche loro e poi attacchiamo gli arcieri dal dietro. Dai. Loro tirano. Fatemi vedere che tirate. Dai, ci arrivate? State tirando o no? Non ci arrivano, ragazzi. Purtroppo. Artiglieria fuori uso.
Ok, intanto i nostri uomini combattono. Wow, stanno arrivando le picche avversarie, il che può essere un grande problema. Qui il fronte non è dei migliori, entriamo dentro anche noi in battaglia. Questo è stabile, fermo, va bene. Portiamo le navi qua. Queste possono ancora tirare? Sì, possono ancora tirare. Dovrebbero riuscire a fare danno da qua ai nemici. Peccato che non ho questa artiglieria. Ah, ma l'artiglieria potrei posizionarla da questo lato, ragazzi, sapete? Non ci ho pensato. Intanto spostiamo le truppe qui in avanti. Scusate se vi ho tirato un attimo matto con la grafica. Ok, dai, dentro. Dentro i marinai. Dai, ragazzi, dentro però. Ok, questa è la cavalleria. La lasciamo qua per ora. Vai, frecce dal dietro. Ok, adesso possiamo caricarli. Iniziamo a dare problematiche a questo gruppo. Intanto qui abbiamo un po' di resistenza ancora. Stanno arrivando dei rinforzi piccoli. Stanno arrivando altri rinforzi. Questi un po' più corposi, bene. Ok, si sono riprese queste. Le portiamo qua. Ok, gli arcieri si spostano. Attenzione, boom. Colpiti con la cavalleria. Diamogli un boost. Ok, non devo perdere questo generale. Ok, torniamo indietro. Giallo, il morale è scosso. Attenzione. Andiamo indietro con questi anche, perché sennò ci fanno le chiappe. Bene, abbiamo tirato via. Abbiamo, diciamo, tolto l'attenzione. Ok, ancora. Chi ha usato le nostre munizioni? Ok, loro, va bene. Questi non vogliono rientrare in battaglia. Si cagano sotto, giustamente. Andiamo avanti. Il problema è che sono lance, sono picche. Picche creano problemi. Non ditemi che questi hanno finito le munizioni. Spero di no. No, non le hanno finite. Non le hanno neanche tirate. Bene. Qua si spaventano. Mi verrebbe a dire giustamente. Ok, stiamo creando un po' di scompiglio. Andiamo a prenderci questi a questo punto. Ok, c'è un po' di casino, Devo stare attento al mio generale che rapidamente perde un sacco di truppe. No, ragazzi, devo portarlo fuori, devo portarlo fuori. Wow. Ne ha perse veramente tantissime. Wow, 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 addirittura. Addirittura ho dovuto usare il potere per non farlo andare via. Incredibile. La vedo male. No, no, ragazzi, no, 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 tu rimani qua. La vedo buia. La vedo buia. La vedo buia. La vedo buia. Dai, ragazzi, non riuscite a prenderli. Allora, portiamo via un'altra di queste. Le portiamo qua.
Qua come stiamo andando male, direi. Soprattutto il computer che si pone in questo modo. Porca miseria. Portiamo delle altre truppe in questa direzione, perché qua sta andando male. Attenzione. Dai, dentro. Dentro col generale. Andiamo via con queste. Ok, perfetto. Perfetto. Un'unità ce la siamo levata dalle scatole. Portiamoci indietro. Ricompattiamoci. Andiamo a caricare questi. Però è difficile, ragazzi. Wow, qua ci stanno surclassando. Il nostro generale è morto. Ai ai ai. Ai ai ai. Ecco, ho perso quindi la possibilità di usare i poteri. Mamma mia, quanto sono forti questi arcieri. Andiamo indietro. Andiamo indietro. Ah, no, 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 no. Ok. Dai, ragazzi, forza. Ok, questo fronte sta collassando. Ritiriamoci anche da qua allora a questo punto. E mettiamoci così. Mamma mia, ragazzi, la battaglia è persa alla grande. Adesso abbiamo tolto questi, loro si fanno avanti, giustamente. Giustamente, le artiglierie, ragazzi, non fungono. No, dai, non fate scherzi. Portiamo avanti questi. Fatemi vedere se hanno ancora del tiro a disposizione. Sì, ce l'hanno. Ragazzi. Però questi hanno la possibilità di chiudersi, facciamolo. Allora, li disponiamo qua, che tanto da soli non ci vanno, porca miseria. Porca miseria. Questo fronte sta per collassare. Qua cosa abbiamo? Ok. Sì, ma non gli facciamo niente. Facciamo il solletico, gli facciamo. Facciamo il solletico. Più di così, ragazzi. Questi sono ancora fermi qua. Fanno gli idioti, perfetto. Dai, tirate questi qua. Guarda, tanto usate per non usarle. Li portiamo qui. Mi ero perso questi, ragazzi. Portiamoli avanti, forza. Anzi, li portiamo di qua. Bene. I cani da guerra se ne sono andati. Mettiamo questi qua. Andiamo a rimpolpare quel pochino che possiamo rimpolpare. Però, ragazzi, non è che c'è molto da fare.
Il generale nemico è morto, attenzione. Attenzione, il generale nemico morto. Questo era un piccolo colpo per gli avversari. Questi continuano a tirare, sti maledetti. Andiamo a prenderli con... Questi lampeggiano, ragazzi. Lampeggiano. Ho paura per questi arcieri, vabbè ormai. Dai, entriamo dentro. Casomai porto avanti la cavalleria. Infatti anche loro si cagano sotto. Però andiamo a dare... Facciamo un'azione di disturbo, piuttosto di non usarli. Bene, qua si è un po' stabilizzata la situazione. È qua che invece, purtroppo... Attenzione, attenzione, scontro. La vedo proprio dura, La vedo dura. Però, vediamo. Voi avete qualche utilità? Cioè, non avete tirato una freccia? Una non l'avete tirata. Qua dovete tirare. Alle spalle del nemico. Ah, madonna. Vabbè. Gli arcieri ce li siamo un po' giocati, ma va bene così. Purtroppo questa è la situazione. Tanto non potevano fare più nulla, avevano anche finito le frecce. Però, mamma mia ragazzi, che disastro. Però qua il tappo rimane, Il tappo rimane. E che c'è ancora... Mamma mia, un sacco di unità potenti. Allora, qui ho una cavalleria, ma io dove la uso la cavalleria? Cioè... Da nessuna parte. Potrei uscire e fare il giro dall'altra parte, ma ormai tanto. Proviamola. Proviamola, c'è anche questa. Proviamola. Tiriamo l'artiglieria da quest'altra parte. Abbiamo un po' di uomini che possono fare un po' di scudo. Ok. Tra l'altro i marinai hanno anche una discreta esperienza. Allora direi facciamone sbarcare una, dai. Tanto qua sono inutili. A few moments later. Non riesco neanche a sbarcare, sono così inutili che non sbarcano neanche. Spostiamoli di qua. Spostiamoli di qua. Ok. Stiamo iniziando ad avere problematiche. Allora, intanto portiamo la cavalleria alle spalle, anche se non penso che cambierà la giornata. Questi sono ancora tanti. Sono ancora tanti. Non riesco neanche ad arrivare alle spalle di questi. Ok, almeno questi sono sbarcati. Ok, artiglierie. Forza. Oh, grazie. Fanno schifo, non ne hanno centrate neanche uno, ottimo. Le artiglierie, forza, forza. Oh, qualcosina, dai, qualcosina. Qualcosina. Ok, intanto la cavalleria è arrivata. Qua la situazione è grama. Spostiamoci di qui. Dai ragazzi, forza, tirate.
po' di danno qua, leggermente lo fanno. Wow. Voi come siete messi? Ok, hanno un po' di tiro ancora. Allora, se riuscissi a prendere questo lato qua, riuscirei a sbloccare un po' di truppe. Se mi rimangono ancora le altre, se mi resistono. Queste per ora sì. Ok, vediamo queste. Quante munizioni hanno ancora. Ah, piene. Ok. Allora, spostiamoci di qua. Ci mettiamo qua dietro. Bene. Ottimo. Purtroppo vediamo di allentare un po' la pressione da questo lato, ma adesso non è che fa la formazione a cuneo. Ah, sono passati. Le lance subito. Via. Possiamo fare danno, ma è andata una battaglia persa, ragazzi, questa. Però ci proviamo. Non avvicinatemi troppo, non avvicinatevi troppo. Ok, qui va bene. Dai, carichiamo. Non avvicinatevi troppo alle trappole. Ok. 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 Quarantatré. No, no, no. No, torna. Eccoli. Porca miseria. Facciamo il giro di qua. Qua. Ci mettiamo in questa posizione. Mamma mia, circondati. Gli Highlander. Signori, gli Highlander. Signori. Mamma mia, gli Highlander. Resistono. Nonostante tutto. Dai, buttiamoli dentro. Andiamo a parargli almeno le natiche dal dietro. Tirate frecce. Qua, qualcosina ha fatto l'artiglieria, ma poca roba. Dai. Qualche danno piccolo qua. Situazione abbastanza in stallo per ora. Punto debole è qui, ovviamente. Però possiamo... tiriamo frecce. Ottimo, quelli che mi hanno mandato si sono già ritirati. Ottimo. Piccola azione di disturbo, ma
La vedo veramente. Il generale nemico è morto. Bene. Bene. Enemy! Missile infantry! Artillery awaiting orders! Men of Italia! Scontro, ma mamma mia. Vabbè. Ci proviamo, dai ragazzi, continuiamo così. Non ci credo nella vittoria, ma credo di far fuori il maggior numero di vittime possibili. Cerchiamo di fare più danno possibile. Bene. Un'altra unità che se ne va qua. Mamma mia, immortali questi, immortali. Immortali, signori, immortali. Mamma mia, quanto combattono duramente. Questo esercito si sta sbriciolando, mi sa anche qua, infatti. Vabbè, raga, si fa quel che si può. Verranno ricordati nella gloria questi uomini. Fronte qua si è sbriciolato. Vediamo qua. Ragazzi, va bene. Dai, la città è persa. Abbiamo perso un avamposto, tra l'altro molto importante per noi. Purtroppo abbiamo giocato d'azzardo. Abbiamo giocato d'azzardo e abbiamo perso, signori. Signori, i romani sono sempre i romani. Ormai ci hanno clamorosamente asfaltato. Non posso neanche ritirarmi, ma direi che dichiariamo sconfitta e ci ritiriamo con tutte le truppe. Signori, grande onore al corpo dei marinai, ragazzi. Grande onore. Ciao ragazzi, allora abbiamo perdite 2005, schierati 3005. Loro schierati 5006, quasi il doppio, ne hanno perse come noi praticamente unità, quindi buono. Purtroppo però non è bastato. Abbiamo perso. Nonostante tutto abbiamo perso. Abbiamo voluto osare, signori. Osare dove stanno le aquile e abbiamo perso. Questo è un colpo duro, ragazzi. Duro. Un colpo duro. Anche ribelli adesso, schiavi. È un colpo duro per Roma. Un colpo veramente duro. Abbiamo perso il generale Lucio Plinio Cepione. Ricercata la tecnologia. Accordo commerciale sciolto. Pirateria rampante, ragazzi, un disastro. Allora, loro l'hanno lasciata con una piccola legione. A questo punto potrei tentare di riconquistarla tornando indietro con questa. La verità è che nel fronte spagnolo servono due servono 3 legioni, scusatemi, mi ero un attimo incantato. Abbiamo tra l'altro un esercito ribelle anche qua, che però potrebbe essere fatto fuori dai miei uomini. Allora, torniamo indietro. Assolutamente, dobbiamo tornare qua, perché adesso gli schiavi a Tolosa ci daranno delle problematiche anche abbastanza importanti. Tolosa non è per niente difesa. Che disastro. Va bene. No, va bene niente. Allora, io ho una legione qua a far nulla. Allora, direi che questa se ne va in questa zona. Ragazzi, ci ritiriamo dal grande piano. Allora, se io vengo qua, che difese trovo? Allora, sicuramente non trovo nessuno in difesa qua. Questi non saranno sicuramente messi bene. E anche loro, secondo me,
Sì, beh, ci sono questi uomini iberici, ma questi sono messi male, il tiro è messo malissimo, il loro. Allora, secondo me questa è un'ottima occasione per fare un 20 contro 20, 19, 11, 6. Quindi 17, 17. Potremmo farcela. E ce la faremo, signori. Eccola qua, l'epicità, 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 signori. Scontro. Mamma mia, ragazzi, ci dà vittoriosi. Ci dà vittoriosi. Vendetta. Vediamo. Allora, aggressione. Perdiamo. Equilibrio. Perdiamo. Perdiamo. No, la vinciamo in equilibrio, in protezione la vinciamo. E invece la perdiamo in modalità aggressione, aggressiva. Però loro sono messi male, quindi basterebbe un non nulla per farli fuori. Cioè, vedete, tipo questo, il tiro loro. Il tiro loro è inesistente praticamente. È inesistente. Perché con la cavalleria abbiamo ben 4 unità di cavalleria. Ci possiamo divertire. Le navi non servono a nulla. Questi sono completamente morti. Cioè non... si sbriciolano anche solo con un'unità. E questi, ecco, questi qua sono un po' più fortini. Però niente di che, tra l'altro la loro unità qui è anche questa è stata demolita. Hanno 2 generali su 3. Va bene, signori, la si gioca, ma la si gioca nella prossima puntata perché è già un'ora che sto registrando. Vedremo poi con i vari tagli come uscirà. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e ci vediamo alla prossima battaglia, la vendetta di Roma. Non mancate.